Amici di Directa Sport, buon pomeriggio, buona domenica da Silvio Congiattu e Alex De Peru alle immagini che si aprono sul comunale di Santa Maria Coghinas per raccontarvi insieme la settima giornata del campionato di promozione Girone B. Meli, scambio intelligente, fa correre Fiorentino sulla destra, la mette in mezzo, attenzione a Matteucci, si coordina sul mancino Matteucci, applausi per il numero 8, primo vero squillo del Coghinas. E può sgasare Radovanovic, resta giù la bandierina del guardalinea. Radovanovic alza la testa, fuori per Meli, vita dell'aria, Meli carica al destro, Meli! Agustin Meli passa in vantaggio il Coghinas con il quarto gol in campionato di Agustin Meli. Azione meravigliosa da parte degli uomini di Congiu. Va proprio in porta Pireddu, Carbonara col guantone ancora, poi una volta il portiere del Coghinas. Meli, attenzione a Meli, sguarda la porta, poi Matteucci ce l'ha sul destro, incrocia il tentativo Matteucci. Va proprio Pireddu però sul muro. E poi il tiro all'improvviso, il tiro improvviso di Pireddu. Pireddu dalla bandierina, corto il pallone, liscia. Attenzione, tocco con la mano sugli sviluppi di calcio d'angolo. Apre le braccia Carbonara che intuisce ma non ci arriva. E Molozzu pareggia i conti qui a Coghinas. Coghinas 1, Atletico Bono 1, gol di Molozzu direttamente dagli sviluppi di... vedete, da calcio di rigore. Ha fischiato Iaria, va col mancino Matteucci, a centimetri dal gol del vantaggio il Coghinas con Santiago Matteucci. Troisi, si spaccano le maglie del Atletico Bono, Ducar al pallone buono, Ducar, la bandierina ancora una volta però su, ancora una volta su la bandierina del guardaline, con Ducar che ha avuto la palla buona, poi Meloni, Molozzu in diagonale, De Riu, autogol clamoroso del Coghinas con De Riu che aveva fatto una buona diagonale in difesa, ma ha toccato il pallone quanto basta per insaccarlo alle spalle di Carbonara. Ramirez, Molozzu non la tiene, la manda più lontano che in buono, fischietto in bocca di Iaria e finisce Coghinas Atletico Bono, risultato di 2-1 per gli ospiti.